Sono qua! Sono qua, tu mi aspettavi dietro la statua, dietro quella statua che ancora deve entrare a casa tua, ma prima o poi gliela porterò io in persona, ma oggi sono qua, l'arte è imprevedibile, tu non puoi prevedere l'arte, parlo con te che sei prevedibile, che ti alzi la mattina alle 8, che ti il cartellino alle 8:31 e che pranzi alle 1:10. Noi che facciamo arte non pranziamo perché noi morire. Vieni con me, vieni che ti faccio vedere una cosa. Vieni, guardalo l'artista che dipinge al contrario. Fagli vedere come dipinge al contrario. Signori miei, senza guardare. Lui non guarda, lui sa dove poggiare il pennello. Lo sa di già. Mica, diglielo che non glielo di. No, a lui vorrebbe ringiovanirmi. Ma io non voglio ringiovanire. Io voglio invecchiare e prendere valore insieme a queste opere d'arte. Come faccio a farmi capire? Andiamo al primo quadro. Alla prima opera che, signori miei, prima o poi ci rimango secco. Perché ci metto troppo amore in quello che fai. L'arte. Allora, guarda, inquadrami questo capolavoro. Questo capolavoro che porta il nome di Autoritratto. Ce lo capite che per dare... Vieni, dove vai? Sei senza benzina? Vieni da me. L'autoritratto, signori miei. Voi immaginavate l'autoritratto un volto così, no? No! Io l'autoritratto ve lo do su 4 ruote. 4 ruote in verticale, signori miei, e un colore rosa e una pennellata. Ma guardate quei fari. Guardali quei fari lunghi nella notte. Perché l'autore con questo quadro, signori miei, adesso parliamo seriamente di arte 2 minuti. L'autore con questo quadro ha voluto dire che nella vita ti puoi arrampicare dovunque. Dovunque! Non devi solo camminare così normalmente, puoi anche salire ai palazzi in questo modo. Perché, vieni qua, vieni, che ti faccio vedere una cosa. Guarda, dalle ruote alle ali, capisci? Non è mica una pubblicità quella. Non è mica una... Non me la chiamare pubblicità. Non me la chiamare imitazione di Leonardo, perché non è un'imitazione di Leonardo. Le ali meccaniche, no! Quello è l'uomo che non si depilò mai. Signori miei, guardate lì. L'uomo che non si depila mai. L'uomo che non vuole avere a che fare con la che vuole... L'ho venduto! Quello l'ho venduto, qua è venduto, passano dall'altra parte, venduto. Come faccio, signori miei, a vivere così? E mentre lui pensa, perché non dorme, lui pensa, vieni mentre poi l'ho svegliato, non venire più, devi cogliere l'attimo dell'artista che pensa. Dunque adesso, signori miei, abbiamo, Sì, no, uno, 2, pomodoro o mozzarella? Mozzarella, 2 con pomodoro, 1 con mozzarella. Coca zero? Zero senza zucchero. Zero, papà. Zero. Dobbiamo mangiare, sì o no? Dobbiamo mangiare, come ce lo paghiamo? Quel panino che ci arriva ogni giorno alla stessa ora, come? Se tu non chiami, perché lo sento che stai chiamando, e fai un'offerta libera per quel quadro. Libera, 28.000 euro. L'offerta è sempre quella, ma è libera. Libera, ma... Vai lì che ti fa, lasciami a me in ginocchio, lasciami pregare davanti a quest'opera d'arte, guardala, signori miei. Ora tu dimmi questo, che è? Allora, partiamo dal basso e vediamo sicuramente, signori miei, un camino col fuoco e un ladro, perché l'autore avrà avuto problemi con i ladri. Quindi, il ladro che dice, ti entro dal camino e ti rubo l'opera d'arte, poi arriva a casa e l'opera d'arte. Lo capisci che questa è l'attesa del ladro che attende l'altro che esce per rubarti? È una conseguenza. L'arte, dove sei? Vieni da me, vieni, prima o poi a te, tu ti licenzio. L'arte è una conseguenza, tutto il contrario di... Lo capisci o no? Allora, nel frattempo l'estemporanea a che punto è? Là, l'uomo che non si depila mai, l'abbiamo venduto? No, togliamo.
Perché adesso abbiamo... Quello l'abbiamo venduto! L'abbiamo venduto! Venduto a te che hai approfittato. E adesso finalmente possiamo mangiare. I panini possono arrivare. Sì che arrivano i panini. Non prima però della nostra opera d'arte. Con una padella in testa. Vai sulla padella, non andare su di me. Vai sulla padella, con una padella in testa, la vedete? Va di moda il padel. Lo capisci che va di moda il padel oggi? Che si gioca. Allora perché non devi avere l'opera d'arte a casa che ti fa ricordare che fuori c'è uno sport che puoi fare, il padel. È qua. Non puoi avere un campo da padel a casa, hai l'opera d'arte. E allora con l'opera d'arte e i capelli, perché poi gira la testa, capisci? Te la do. 11.000 euro. Padel compreso. Ma andiamo a... Toglilo questo. Andiamo all'opera d'arte geniale, signori miei. Quella che vorreste avere tutte... Là. Il chiodo fisso. Non pensate che il chiodo fisso sia qualcosa da... Non lo pensate, eh? Non lo pensate. Chiodo fisso ve lo do e ve lo regalo. Dammi le estemporanee che hai fatto. Dammela e voilà, me l'ha data. Signori, cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Ve lo dico subito cosa ci sarà. Non è uguale, è al contrario. Dipingerla al contrario non è facile. Non sono io che ho girato il foglio, no! È lui che l'ha dipinta al contrario. Scusate se mi copro, non è per... Sono lacrime di gioia, lacrime. Compratela, l'opera al contrario, l'opera d'arte al contrario. Prendi l'arte, mettila da parte. Una volta che ci hai conosciuti, non vorrai più a che fare vedere con noi. Ciao. Bendamaccio, panino non durassi. Vieni una cosa, commissario. Tu ti metti la pignata, va, però si va, finimela però. Tutte le settimane c'è una cosa.